Mi limito a un saluto a tutti i presenti e a un ringraziamento particolare per la signora Luzzatto che ci onora con la sua presenza questa sera, all'Università di Udine con la quale l'Unione Giuristi Cattolici organizza questi incontri e alla professoressa Elena D'Orlando, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine, che anche lei porgerà poi il suo saluto. Ringrazio i relatori, professor avvocato Sergio Maria Carbone dell'Università di Genova e il professor Alberto Santamaria dell'Università Statale di Milano, che ci onorano con la loro presenza, nonché l'avvocato Giuseppe Campeis del Foro di Udine e il dottor Arrigo De Paoli, difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia, che interverranno nel dibattito. Il moderatore sarà il professor avvocato Maurizio Maresca, che pure ringrazio. Ringrazio anche il nostro vicepresidente avvocato Enrico Leoncini del Foro di Udine, che introdurrà il tema e questo ricordo del professor Riccardo Luzzatto, indimenticabile protagonista della tradizione giuridica del Friuli Venezia Giulia. Grazie e buonasera. Bene, porgo anch'io innanzitutto a nome del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Università degli Studi di Udine il più caloroso benvenuto a tutti i nostri ospiti. In primis ringrazio anch'io l'avvocato Bianca Maria Cozzi Luzzatto, che prima mi ha anche emozionato in realtà rivelandomi le sue ascendenze friulane e in particolare le sue vacanze estive trascorse in Carnia, ad Arta Terme. E questo evidentemente non può che rendermi particolarmente felice e a maggior ragione orgogliosa e grata per averla qui con noi oggi. Grazie davvero. Questo incontro, scusate così non oscuro i relatori, questo incontro fa parte di un ciclo di incontri, permettetemi di spendere solo 2 parole, che il nostro Dipartimento ha ideato assieme ad altri partner, tra cui in primis l'Unione Giuristi Cattolici, che ringrazio per la consueta fattiva collaborazione, e altri partner che trovate sulla locandina, perché abbiamo pensato che fosse opportuno fare conoscere ad un pubblico più vasto, nonché ai nostri studenti, che vedo comunque qui presenti, alcune grandi figure della tradizione giuridica che per diverse ragioni sono ricollegabili alla nostra regione, al nostro territorio, e che hanno quindi in qualche modo dato lustro anche alla nostra comunità regionale attraverso il loro operato, per il quale si sono particolarmente distinti. Il professor Riccardo Luzzatto, ovviamente, per i suoi insigni meriti scientifici e anche professionali. E l'idea in particolare di questo incontro è venuta al collega professor Maurizio Maresca, che ha avuto la fortuna di conoscere il professor Luzzatto e di intrattenere con lui una proficua collaborazione, che ha invitato gli illustri ospiti che sono qui presenti, il professor Carbone, il professor Santamaria, ma anche diciamo 2 insigni giuristi che non hanno bisogno di essere presentati di certo al pubblico qui presente, che sono l'avvocato Campeis e il dottor De Paoli, che pure hanno intrattenuto con il professor Luzzatto dei rapporti di amicizia in questo caso. Non voglio sottrarre tempo agli interventi che seguiranno, anche perché sarà l'avvocato Leoncini poi a introdurre il tema specifico di questo incontro, e non faccio altro che ringraziare ancora tutti gli intervenuti e sono contenta che questa iniziativa degli incontri sui grandi interpreti della nostra tradizione giuridica prosegua e mi auguro che possa continuare anche nel prossimo futuro. Grazie a tutti. Due brevissime noticine prima
di passare la parola ai relatori e al moderatore che regolerà gli interventi. La prima cosa che mi viene in mente è che, come sanno gli udinesi e i friulani, è in corso un dibattito sull'identità friulana. Identità friulana che esiste, non esiste, è un falso mito. Si stanno alternando sulle pagine del Messaggero Veneto degli approfondimenti. Ecco, questa iniziativa nostra, partita ormai qualche anno fa, nostra nel senso che è stata condivisa con l'università, ma da parte dell'Associazione Giuristi Cattolici, dei giuslavoristi, dell'Ordine degli Avvocati, della Fondazione Friuli e anche della Società Filologica. Vuole proprio cercare di investigare, di capire, di ricostruire con buona volontà se queste figure di eminenti giuristi, che comunque sono in qualche modo collegati a questo territorio, ne rappresentano una possibile identità. È vero che questo territorio non ha avuto una sede storica universitaria che possa aver costituito una scuola, ma forse i caratteri di questa terra possono avere in qualche modo condizionato il pensiero, la formazione, lo spirito di queste personalità. Ecco, questo nostro punto di vista cerca di ricostruire questa storia. Abbiamo già avuto modo di ricordare le figure di Vincenzo Manzini, di Tiziano Tessitori, di Pier Silverio Leicht, di Giampaolo De Ferra e di Giuseppe Bettiol, con una anteprima, alcuni anni prima, su Alberto Asquini, che ci fu tenuta proprio da Giampaolo De Ferra. Ecco, la seconda osservazione, nota così più di colore, è che questo locale per i vecchi udinesi ha un significato particolare, perché era l'Osteria Florio. Era l'osteria in cui i padroni di questo Palazzo Florio, che avevano tenute agricole, avevano con quell'entrata lì laterale la possibilità di vendere e smaltire le loro produzioni vinicole, no? Come poco lontano Perusini aveva nel suo palazzo l'osteria che ancora oggi si chiama alla Rocca, perché la Rocca Bernarda. Rocca Bernarda, Perusini faceva il vino, l'azienda agricola della Rocca Bernarda, e nel suo palazzo lì davanti alla biblioteca aveva la mescita del vino. Queste erano le tradizioni delle famiglie friulane che guardavano anche all'utilità. Quindi questa bella sala è stata recuperata, qualche vecchio udinese la ricorda nella formazione osteria, ma è ancora molto piacevole ed è un caro ricordo. Chiuse le noticine locali, io passerei la parola al professor Maresca che deve smistare gli interventi. La parola moderatore si è data di più a un talk show o a gente che... Quindi, no, io farò soltanto una brevissima introduzione. Per me non sapete come sia un piacere questa iniziativa, perché io mi sono laureato con Sergio nel 77, nel 77 Riccardo, e quindi dall'anno accademico 77-78, è venuto a Genova, quindi io ho fatto i miei primi 3 anni di assistente volontario con Riccardo. Riccardo è andato via ed è arrivato Alberto da Trieste, quindi nei successivi 3 anni. Quindi è tutto lì, voglio dire. Al di là del fatto che poi con Riccardo, specialmente quando ho scritto il mio libro, con cui poi ho vinto il concorso, mi ha aiutato moltissimo. Quindi per questo mi fa molto piacere. 2 cose ancora che possono essere utili perché sono 2 notizie di qualche senso. Il professor Luzzatto, proprio in quest'aula qua, non mi ricordo adesso se era stato 2001 o 2002, non mi ricordo più, era in quel periodo lì, fece una lezione bellissima, anche molto molto pessimista se volete, agli studenti del corso di diritto internazionale,
era l'anno della seconda guerra del Golfo, l'anno in cui si teorizzava l'obbligo di intervenire a favore di... e fece alcune considerazioni che rimasero moltissimo qui agli studenti di quell'anno lì, perché erano molto molto dense di significato. In sostanza il professor Luzzatto si domandava allora se il diritto internazionale esistesse ancora oppure no. Tenete conto che io avevo fatto un periodo a Torino, la prima domanda che facevano i colleghi di Torino allo studente era: ma esiste il diritto internazionale oppure no, nel corso di diritto nazionale? La seconda considerazione che invece volevo fare, poi dopo ho finito, è che il professor Luzzatto ha presieduto una commissione a cui questa regione diede molta importanza allora, parlo sempre 2001-2002, non mi ricordo esattamente il periodo, sui beni abbandonati in Istria e Dalmazia, di cui facevo parte anche io e faceva parte anche il professor Miele. Uno studio che in qualche modo ha costituito per anni un punto di riferimento, infatti forse c'è ancora nel sito della provincia di Trieste, che era poi l'ente che l'aveva commissionato. Ho finito, ho solo voluto ricordare due momenti forti di, come dire, attacco non familiare, ma proprio di... Poi devo dire anche che Riccardo Luzzatto ha avuto anche delle idee molto belle, propositive sul futuro della nostra allora facoltà, che non era ancora, forse non era ancora dipartimento. E anche grazie al suo legame con Giuseppe Campesi e Arrigo De Paoli, con cui diciamo, spesso in occasione delle sue visite qua ci si vedeva. Allora, come da programma, a questo punto io ho finito, c'ho poco da moderare e credo che sia Sergio il primo intervento. Buongiorno a tutti e grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo incontro, perché ci consente di iniziare, io credo, una serie di incontri nei quali sarà ricordato Riccardo Luzzatto e il pensiero che l'ha caratterizzato durante i suoi fecondissimi anni di produzione scientifica e di attività accademica. Io prendo l'occasione di questo nostro incontro per riprendere, nell'ambito del mio intervento, alcune considerazioni che sono contenute in uno scritto, in realtà mai pubblicato, che Riccardo Luzzatto ed io avevamo in mente di dare alle stampe, dedicato al diritto internazionale privato, che è materia, tra le altre, che ci ha unito per tanti anni. Ma nell'ambito dei miei ricordi io non posso fare a meno di pensare a Riccardo Luzzatto che allora io appena laureato mi recai all'Aia per ascoltare i corsi di diritto internazionale e Riccardo era già una persona autorevole, perché poi l'autorevolezza Riccardo ce l'ha avuto da sempre, perché il suo carattere molto serio, molto posato, ma al tempo stesso intimidiva chiunque avesse avuto occasione di incontrarlo. Ebbene, io devo dire che
in quell'occasione nella quale io mi avvicinavo timidissimo al diritto internazionale appena laureato da Genova, all'Aia, in un ambiente dove che mi risultava assolutamente estraneo e con una presenza italiana fortemente caratterizzata dalla scuola napoletana di diritto internazionale, trovare Riccardo Luzzatto per me è stata una apertura, una assoluta verso un posto nel quale potermi rifugiare e dal quale avere assistenza ed aiuto durante la mia permanenza all'Aia e poi durante tutti gli anni successivi. E così è stato. E devo dire che la fortuna ha fatto sì che in un determinato momento della nostra vita, proprio in quegli anni che ricordava prima Maurizio Maresca, per tutta una serie di vicende universitarie che spesso capitano in maniera casuale, non ha avuto la possibilità di trovare una sistemazione come forse lui avrebbe desiderato nell'Università di Padova. E io ne ho immediatamente approfittato nel momento in cui vincevo un concorso a cattedra per averlo insieme a me e darmi una mano nell'avvio della mia attività universitaria, accademica, ufficiale a Genova. E devo dire che per me è stato un fratello maggiore che mi ha accompagnato all'inizio dell'attività universitaria e anche per tutto il resto della mia vita accademica e professionale. Di questo volevo dare testimonianza in questa sede, che ho scoperto solo di recente essere la sede di origine della famiglia e la sede di origine anche di Bianca e della sua famiglia, e quindi un motivo in più per sentirmi unito anch'io a questa terra, che d'altronde è stata generosa perché ha ospitato immediatamente il mio primo studente dei corsi universitari, che era appunto Maurizio Maresca, che ha avuto la fortuna di trovare in questa sede, in questa città, una ospitalità che credo lui ha sempre molto apprezzato e ha sempre cercato di valorizzare nella massima misura possibile. Chiusa così la parentesi personale, desidererei porre l'accento su alcuni dei profili che, come vi accennavo, emergono da questi primi capitoli di un'opera non compiuta e appena abbozzata che Riccardo ed io avevamo in mente di finalizzare. E tutte le volte dicevamo sempre: ma guarda che poi bisogna che, sai, sto facendo il capitolo quinto, ma... E io devo dirvi che nel rileggere queste pagine mi ritrovo in molti incontri che abbiamo avuto, ma soprattutto ritrovo sino in fondo il pensiero, la profondità di Riccardo Luzzatto, ed è per questo che mi permetto di sottoporlo alla vostra attenzione. Allora, uno dei rilievi che Riccardo ed io, ma soprattutto Riccardo, ha sempre evidenziato è come in realtà il diritto internazionale privato abbia cambiato natura nel corso degli ultimi decenni, cambiando la prospettiva che l'aveva caratterizzato durante tutto il periodo dei primi decenni
del secolo scorso, ritornando a una caratterizzazione che invece aveva avuto in maniera molto netta alle sue origini della codificazione italiana. E pertanto una caratterizzazione che è passata da una impostazione universalistica e fortemente aperta ai valori stranieri ad una visione dei primi decenni del secolo scorso che era profondamente statalistica e profondamente ancorata alla esclusività e alla assolutezza dell'ordinamento giuridico di appartenenza. Quindi un valore che sembrava codificato nel codice del 42 e nella contemporanea finalizzazione del codice di procedura civile, ma che progressivamente è venuta a cambiare natura nei decenni successivi. E la cosa che è importante mettere in rilievo è che tutto ciò si è verificato con un contenuto delle norme di diritto internazionale privato e di procedura civile che sostanzialmente sono rimaste immutate, ma ne è cambiata la lettura e ne è cambiata la prospettiva di applicazione, il che è una conferma del valore importante che la giurisprudenza ha avuto nel corso di questi anni nella costruzione del diritto internazionale privato. Ed è a questi profili che Riccardo ha sempre dato un valore ed un rilievo piuttosto che alla specifica formulazione della norma, perché, ripeto, la formulazione letterale delle disposizioni di diritto internazionale privato è rimasta sostanzialmente la stessa. Un po' diverso è il problema del diritto processuale civile internazionale, che parte da una chiusura assoluta dell'ordinamento italiano esclusivo e universale per aprirsi ai valori stranieri e per aprirsi ai servizi giurisdizionali stranieri sostanzialmente parificati a quello nazionale, purché realizzati e condotti con delle regole che sono ricavabili da principi non tanto o non soltanto dell'ordinamento giuridico italiano, ma che trovano la loro radice nella evoluzione dei norme che si trovano codificate in ambito europeo e in ambito internazionale in convenzioni rivolte a realizzare una uniformità e continuità dei rapporti tra vari ordinamenti. In questa logica, quindi, appare naturale che le valutazioni di Riccardo sono a favore di un valore giuridico straniero che viene preso in considerazione come tale e che quindi è norma straniera e che rimane norma straniera seppur applicata nell'ambito dell'ordinamento italiano. E quindi sotto questo profilo viene totalmente sconfessata quella teoria della nazionalizzazione delle fonti estere che il diritto internazionale privato avrebbe dovuto ottenere o realizzare nell'ambito del nostro ordinamento. Quindi il diritto internazionale privato, inteso
non tanto come tramite di nazionalizzazione del diritto straniero, ma come valorizzazione di elementi esterni all'ordinamento giuridico italiano, di cui ne viene garantita e confermata l'integralità della disciplina in una logica a favore della continuità ed uniformità del trattamento del rapporto giuridico caratterizzato da elementi di estraneità rispetto ad uno specifico ordinamento. Quindi una visione che si pone anche in antagonismo rispetto a quella che era l'impostazione della sua scuola di appartenenza riconducibile a Roberto Ago, che invece vedeva nelle norme di diritto internazionale delle specie di norme sulla produzione giuridica e che pertanto provocavano una nazionalizzazione della norma straniera. Tutto questo ovviamente a maggior ragione con riguardo alle sentenze straniere e ai valori giurisdizionali stranieri. Evidentemente si tratta di valori e di sentenze che devono essere applicate nell'ordinamento italiano conservandone natura e caratteristiche e devono essere valorizzate come tali, escludendo il riesame del merito o la valorizzazione del controllo della sentenza straniera o dei valori esteri, se non nella misura limitata della verifica della non contrarietà coi principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. E per principi fondamentali si intendono quelli sostanziali sui quali incide la sentenza straniera, ma anche quelli processuali che sono quelli attraverso la cui attuazione la sentenza straniera si è venuta formando. Ecco, intorno a queste idee sulle quali abbiamo avuto una convergenza totale come approccio metodologico, sono maturate alcune riflessioni che mi auguro possano essere nel futuro oggetto di una pubblicazione e una idea di quello che è il diritto internazionale privato e il modo come deve essere studiato e valorizzato in un'epoca come la nostra, che a fronte di una progressiva aumento dei rapporti dotati di elementi di internazionalità, manca ancora di uno strumento adeguato per ricongiungere quella discontinuità strutturale tra un diritto internazionale inteso come comunità di stati rispetto a un diritto internazionale che si rivolge ai soggetti privati che ne sono gli ultimi veri utenti ed utilizzatori della disciplina che è rivolta a garantire, ripeto, continuità di rapporto tra situazioni e rapporti giuridici che gravitano su stati differenti. In questo senso, quindi, io mi auguro che questa iniziativa sia soltanto la prima tra le varie che dovranno celebrare e ricordare il pensiero di Riccardo, e
una certezza che credo di poter garantire, per quanto mi riguarda, nei confronti dei suoi familiari, che il pensiero di Riccardo continuerà nel futuro e darà frutti importanti anche nelle prossime generazioni. Grazie. Alberto, ma forse non so se Sì, sì. sono riuscito. Sono lieto di essere qui ad onorare Riccardo Luzzatto, giurista finissimo a tutto campo, non soltanto nell'ambito degli spazi enormi del diritto internazionale, lato senso inteso, collega prezioso, ma soprattutto un grande amico. Ringrazio Maurizio dell'invito e saluto con profondo affetto Bianca, Alessandra e Alberto. Figlio unico, di carattere schivo e riservato, laureatosi alla Statale di Milano con il professor Piero Ziccardi, maestro poi comune, decide di non voler seguire l'attività alle orme di suo padre, Attilio, fondatore della rivista di diritto della proprietà intellettuale e industriale e preeminente avvocato milanese in questo settore, cioè avanti di gradi rispetto ai concorrenti, coadiuvato da fratello più giovane che era ingegnere, provetto ingegnere, laureato con Ziccardi in giurisprudenza e che aveva inventato una professione, quella che oggi è assolutamente comune, dell'esperto giurista chimico industriale che preparava e gestiva tutti i brevetti e quindi con una clientela gigantesca che raccoglieva non soltanto le imprese multinazionali italiane, ma anche diverse imprese multinazionali estere. Ciò non di meno, Riccardo, persona di grande cultura classica, credo poche persone io conosca, abbia conosciuto quella cultura di Riccardo, e allo stesso tempo moderna. Ricordo in Argentina che leggeva Borges in spagnolo come la cosa più normale della terra. Nei quasi 60 anni del suo continuo impegno scientifico, che vanno dallo studio e dalla pubblicazione del primo libro, Stati giuridici e diritti assoluti nel diritto internazionale privato, del 1965, ai suoi rilevanti contributi nel diritto internazionale e sul diritto internazionale e le sue fonti, per la sesta edizione del nostro volume collettaneo di istituzione di diritto internazionale, che è del 2021, ha spaziato con intelligenza e originalità nei più ampi settori della vita internazionale, dal pubblico al diritto internazionale privato, all'arbitrato internazionale e al diritto dell'Unione Europea. A quest'ultimo riguardo, sin dall'originario Trattato di Roma, ha studiato e approfondito struttura, funzionamento, atti e incidenza di quelli nel diritto nazionale degli Stati membri e in particolare nel nostro ordinamento giuridico, dallo scritto sulla diretta applicabilità del 1983 al suo articolo del 2008, un articolo bellissimo, sul nuovo articolo 117 della Costituzione. Una parte essenziale della sua produzione scientifica riguarda appunto l'arbitrato internazionale, attività e produzione culminata con il mirabile corso all'Aia e alla relativa pubblicazione in lingua inglese a cura della Académie des droits internationaux de l'AE
e anche nel suo esercizio professionale si è in particolare distinto nell'attività di arbitro o di avvocato nell'ambito appunto di arbitrati internazionali. Sergio lo ha fatto in relazione al diritto internazionale privato. Io non credo che sia qui il caso di entrare nel dettaglio delle sue opere e del cospicuo apporto che lui ha dato alla cultura giuridica, non soltanto internazionalistica. Mi sia consentito osservare con estrema semplificazione che in ogni suo contributo è facile riconoscere un collante universale, una sorta di passepartout da lui individuato nella nozione di internazionalità. Tale nozione per Riccardo è ovviamente al centro dello studio delle relazioni fra le genti e dei rapporti fra enti sovrani che si svolgono nell'ambito della società universale del genere umano. Ma la stessa nozione assume rilevanza anche nel funzionamento dei sistemi di diritto internazionale privato, in funzione della consapevolezza che ha ogni Stato, in quanto soggetto del diritto internazionale, dell'esistenza accanto al suo ordinamento giuridico di ogni altro ordinamento statale. Ne consegue l'idoneità, attraverso il funzionamento di ciascun sistema di diritto internazionale privato, di vedere riconosciuta uniformemente la valutazione materiale di un caso giuridicamente rilevante, quale che sia l'ordinamento dal punto di vista del quale ci si ponga. Quanto poi alla rilevanza del concetto di internazionalità in relazione al sistema europeo, nato da trattati, basti pensare al principio di uguaglianza fra gli Stati membri che, pur in un sistema per tanti versi evoluto e autonomo, incide profondamente tuttora sulla formazione del consenso nelle decisioni più rilevanti del Consiglio europeo. Ho conosciuto Riccardo nel giugno del 1962, quando ragazzino del terzo anno dell'università mi recai dal professor Piero Ziccardi all'Istituto di Diritto Internazionale Straniero, che Bianca ricorderà, collocato nel sottoscala dell'ingresso di Via Festa del Perdono dell'Università Statale per chiedere la tesi. Dopo la laurea, diventato assistente volontario insieme a Bianca qui presente, in aggiunta alle riunioni settimanali di rito che si svolgevano con il professor Ziccardi e con tutti gli assistenti partecipanti con lui, quasi ogni giorno ero solito incontrare Riccardo, ci vedevamo dopo mangiato, ognuno mangiava per i fatti suoi, poi ci vedevamo verso le 2 meno un quarto e fino alle 3 stavamo insieme a discutere, a chiacchierare, a parlare proprio di quei temi di cui parlava prima Sergio, perché partendo dalle nozioni della scuola di Roberto Ago, tutti come Vangelo avevamo la teoria del diritto internazionale privato di Ago, ma filtrata dagli studi di Ziccardi, e Ziccardi era già andato molto più avanti, tal da fornire indicazioni sul famoso problema delle qualificazioni che avvinceva tutti, molto simili a quelle che arrivavano da Rolando Quadri, che interpretava il diritto internazionale privato nella struttura emergente dalle disposizioni preliminari al codice civile come un diritto riguardante il solo diritto materiale interno, cioè nella funzione cosiddetta introversa, e non utile a rinviare al diritto straniero. Io ricordo, scusate la divagazione, ma ricordo quando trovammo per caso in istituto, avevamo un istituto molto importante come libri a disposizione degli studiosi, e trovammo in istituto un estratto della rivista Al-Qalun Wal-Iqtisad,
che poi in arabo significa diritto dell'economia, rivista di diritto dell'economia, uno studio di quadri, analyse critique des problèmes de qualification, che noi vedemmo essere con gli stessi contenuti e gli stessi risultati tecnici cui arrivava Ziccardi in parallelo, lo stesso anno di pubblicazione di questo studio, per conto suo, pubblicato sulla rivista Diritto Internazionale e poi parte del suo volume sugli studi di diritto internazionale privato, che sostanzialmente rovesciava il problema dell'interpretazione del diritto internazionale privato avente come oggetto Ago Morelli, fatti e rapporti della vita reale, e lo spostava su temi specificamente giuridici, indicando come l'oggetto fosse la valutazione giuridicamente rilevante di determinate situazioni che nascevano come giuridiche, non vivevano nel mondo in giro alla ricerca di una qualificazione. E quindi sostanzialmente, come prima accennava Sergio, rimanendo alle stesse nozioni che derivavano dalle norme contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile, noi arrivavamo a soluzioni completamente diverse che tenevano appunto in grandissimo conto il principio di universalità, che arrivava dall'internazionalità tipica del riconoscimento di ciascun, che ogni ordinamento ha dell'esistenza di un altro, e quindi dall'applicazione delle norme straniere integralmente non limitata ad uno specifico oggetto e al riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano. Il rapporto con Riccardo è stato un rapporto molto bello, cioè finito questa ora di conversazione, ognuno dei due facevamo la strada insieme, lui andava nello studio di suo padre a studiare in Corso Matteotti e io andavo in Piazza Meda 3 nello studio del professor Mignoli, dove ero giovane di studio, uno studio incredibile, che era lo studio Ascarelli, con Grande Stevens, Mignoli, Schlesinger, Valsecchi, Nobili. Era uno studio di una particolare importanza. Anche lì noi chiacchieravamo delle rispettive tematiche professionali, di quello che avevamo da studiare e da risolvere anche nella problematica, diciamo, alla quale tutti e due davamo meno rilevanza rispetto a quella universitaria. Noi nasciamo nella generazione di professori che facevano anche la professione, ma come testa e come impostazione noi eravamo professori. Ho delle telefonate sue particolarmente rilevanti. La prima nel 65, quando io non osavo andare a vedere i risultati degli esami scritti di procuratore, allora era di procuratore legale, perché ero convinto, perché avevo scritto un articolo che mi aveva coinvolto completamente, quindi non mi ero dedicato particolarmente al tema della preparazione degli esami scritti, a Milano erano difficilissimi. E lei non ci voleva andare perché diceva non vado a vedermi con scritto rosso, bocciato, non ammesso. Allora lui mi telefonò, io ero a pranzo dai miei genitori, mi telefonò dai miei genitori dicendo guarda che non solo sei passato ma hai voti altissimi, quindi io come un cretino fui costretto a mettermi a studiare per gli orali perché ero lontano 1000 miglia di essere passato. Un'altra qualche anno dopo, il 7 agosto 69, ricordo la data perché era il mio onomastico, io ero in un tentativo a casa dei miei genitori a Santa Margherita Ligure di iniziare le vacanze con famiglia, moglie, figli, e lui mi telefonò dicendo guarda che è uscita la pubblicazione del bando di docenza e siccome è l'ultima docenza o tiri fuori il libro entro la fine dell'anno o vai a casa, quindi valuta tu. E io mi ricordo che con valutazione veloce e tristissima me ne tornai a Milano, dove ho passato un mese di agosto a scrivere e poi riuscendo ad arrivare con la pubblicazione, era anni che ci studiavo sopra, con la pubblicazione ero solo, tutta Milano credevo di esserci solo io.
e ricordo che camminavo per strada con i piedi che si attaccavano all'asfalto, e comunque è stato quindi un momento fortunato della mia vita. E il suo terzo intervento, ancora qualche anno dopo, mi telefonò dicendo, guarda, in concomitanza con il solito convegno novembrino all'Università Cattolica, dove però erano ammessi soltanto i professori ordinari, quindi ero un libero docente a spasso, quindi con incarichi, ma insomma, libero, e non ero teoricamente ammesso. Lui mi telefonò dicendo, guarda che c'è qui Peppino Barile, mio già destinato commissario del concorso successivo dal quale io concorrevo, che ha chiesto di te e ti vuol parlare. E quindi io andai come un siluro alla Cattolica, dove mi presentai, e quello mi disse che mi considerava molto e che mi avrebbe portato al posto dei suoi allievi, cosa inimmaginabile in schemi attuali e forse inimmaginabile al di fuori delle nostre materie. La nostra amicizia ci ha portato a tenere unite le nostre famiglie, non solo per il matrimonio di Bianca Maria, che era in istituto e che quindi si sposò e uscì dall'istituto, giovane assistente volontaria come me, ma anche per l'amicizia coltivata fra i nostri figli, e abbiamo passato insieme momenti molto belli in Argentina, a Giamaica, viaggi bellissimi. E poi direi arriviamo alla fine, dove abbiamo trascorso un mese in una sorta di Villa Eden a Merano, dove ci siamo trovati, Riccardo per problemi deambulatori, mia moglie aveva rotto il femore, quindi doveva fare la riabilitazione, e ricordo i pomeriggi quando prendevamo il tè, chiacchierando come avevamo sempre fatto tutta la nostra vita, del più e del meno. Scusate. Professionalmente abbiamo lavorato molto insieme, abbiamo seguito cause molto importanti, abbiamo avuto questioni davanti a tribunali anche al di fuori del nostro paese, in particolare cause delicatissime nello stato di New York, anche in Brasile, a Parigi, e quindi era un piacere collaborare sul piano giudiziario, in causa alcune delle quali molto importanti e stranote e pubblicate. Anche come arbitrati ci siamo trovati molto più spesso come arbitro e avvocato, perché dati i nostri rapporti era difficile che ci mettessero insieme nello stesso collegio arbitrale, e anche lì abbiamo lavorato sempre bene, sempre insieme. Ecco, non siamo mai stati avversari, e questa forse è una delle cose strane della vita. Faccio tanti un abbraccio forte ai miei amici. Dunque, ora quelli che qua sono indicati come interventi per me sono molto importanti, e dico anche perché, sperando di non fare torto a nessuno, ma quando io venni a Udine, io c'ero già un po' passato perché avevo avuto un incarico prima, ma quando io venni a Udine, quindi 1999, poi vidi Riccardo poco tempo dopo. A Udine c'erano in quel periodo 2 giuristi che pubblicavano come matti, cioè un libro dopo l'altro, e in quel periodo non li fermava nessuno, anche adesso un po', ma meno. Allora e pubblicavano dei libri di diritto internazionale privato che erano di grande successo.
per le case editrici importanti e anche scientificamente pesanti. Allora io poi vidi Riccardo poco tempo dopo e lui mi disse: ma guarda che a Udine ci sono due che sono bravi. Secondo me, disse Riccardo, allora probabilmente, vabbè, lui faceva l'avvocato come sempre, tu sarai stato, eri giudice, non eri ancora presidente del tribunale probabilmente, e lui mi disse: ma guarda, se Udine vuole diventare una facoltà seria, seria adesso non disse seria perché lui era causa, se vuole dire una cosa, bisogna che, come tutte le grandi facoltà italiane, abbia dei docenti di peso della città, perché una facoltà non riesce a vivere solo con docenti che vengono da fuori, che ci stanno un giorno e se ne vanno via. Genova, Bologna, ovviamente Milano, Torino. Erano grandi facoltà dove avvocati importanti della città erano anche docenti e rappresentavano una fortissima congiunzione. E allora disse: ma perché Udine, che ha la fortuna di essere una città piccola, ma con una forte, come dire, caratterizzazione nel diritto internazionale privato, non sfrutta questa opportunità, trovando un sistema perché Giuseppe Campeis e Arrigo De Paoli non assumano delle docenze, come loro già avevano, perché in realtà loro già allora erano docenti da tante parti. Non assumano delle docenze a contratto, ma entrino totalmente nei ruoli. Perché secondo me, questo era quello che vi disse lui a me, i loro libri sono libri non solo, come dire, che raccontano il diritto di essere privato, ma pongono delle analisi scientifiche. Ecco, questo era quello che lui pensava di Arrigo e di Giuseppe. Allora, questa è la ragione. Poi purtroppo le cose dell'università noi sappiamo come vanno e magari loro non avrebbero minimamente accettato di fare una cosa così, cosa che accettò invece qualche tempo dopo Carlo Malinconico, che invece accettò di lasciare la cosa per venire qua. Però l'idea era un'idea giusta, era un'idea, come dire, propulsiva per una facoltà che nasceva allora, perché giurisprudenza a Udine, l'Università di Udine nasce nel 77-78, ma giurisprudenza nasce nel 99, proprio in quell'anno lì. E io sono tuttora molto convinto che la loro presenza dentro l'università, dentro la facoltà, sarebbe stata segno di diversità e oggi saremmo da un'altra parte molto probabilmente. Allora, questa è la ragione per cui quando con Elena abbiamo preso in considerazione questa di celebrare Riccardo, abbiamo detto: ma sentiamo chi era stimato da Riccardo, e fra l'altro poi nel caso di Giuseppe erano anche molto amici, si vedevano. Quindi Giuseppe, tocca a te ora. Mi hai fatto arrossire, io non parlo più, caro professore. Innanzitutto, da friulano, e chiedo scusa dottoressa D'Orlando sul qualifico carnico, perché l'elemento che ci accomuna, noi sappiamo che i carnici rispetto ai friulani sono altra cosa, però voglio dare una dimensione regionale al ringraziamento. Quasi triestini. No, carnici. Addirittura ci sono delle alleanze tra la Carnia e la Venezia. Assolutamente eccezionale e particolare. E lei sa benissimo che a Palazzo Campeggiato al mezzo c'è la sede del Museo Carnico, però mi permetta di parlare da friulano e non da carnico. Da friulano esprimo gratitudine all'università, e in realtà è il professor Maresca e lei, perché avete riacquisito al patrimonio culturale, riconducendolo alla regione d'origine, il professor Riccardo Luzzatto, perché questa è stata anche per me una sorpresa e confesso che è stata una felice sorpresa, perché il suo posto, la sua collocazione vicino, abbiamo parlato prima degli Asquini, dei Manzini,
Carnelutti, di grandi giuristi, mi fa molto piacere come friulano e ritengo che questa iniziativa sia veramente encomiabile da friulano, da carnico, da udinese, e quindi il ringraziamento prima all'università. E io ho avuto la fortuna, devo dire, di conoscere e conoscendolo quindi di apprezzare il professor Luzzatto nelle vesti di avvocato, di arbitro e di docente universitario, quindi in tutte le sue vesti. E perché sono qui oggi? Per invito del professor Maresca, perché io voglio esprimere, prima l'ha già espresso la signora Bianca, che ricordo con estremo piacere, un ringraziamento sincero al professor Luzzatto, la mia immensa gratitudine attraverso lei e all'architetto Alessandro che ho conosciuto quest'oggi e il professor Alberto, perché gratitudine per che cosa? Oggi ho capito alcuni passaggi. Gratitudine perché lui mi ha considerato alla pari. Alla pari, ma guardate che non è una cosa priva di significato per chi frequenta il mondo universitario dall'esterno. Per me è stata una cosa eccezionale all'epoca. Lui si è posto all'ascolto mio, che non ero nessuno. Io mi qualificavo l'avvocato di confine, perché all'epoca avevamo il confine con l'Austria, avevamo la cortina di ferro con la Jugoslavia, ero schiacciato nell'angolo del nord-est e dovevo fare l'avvocato. E con lui io ho discusso e lui mi stava a sentire, si è posto sullo stesso piano e questo mi ha sempre lasciato veramente entusiasta, perché confesso che lui e qualche altro soggetto, e non faccio i nomi per non evidenziare le esclusioni, mi hanno aperto a una situazione parificata, io dico fra ufficiali di complemento e ufficiali di servizio permanente effettivo. Chi ha fatto militare sa che cosa vuol dire, perché anche il raffermato ufficiale di complemento non sarà mai un ufficiale in spe, e a differenza degli altri mi ha considerato. Da quello che diceva prima incomincio anche a intuire perché, ma perché io da avvocato di confine sono venuto a contatto con il mondo del diritto internazionale dall'altra parte. Loro con i concetti, le idee, le impostazioni ottocentesche scientifiche del rapporto fra stati. Io dal basso, avvocato di confine, qua andavo a gestire rapporti professionali con l'Austria, con la Jugoslavia. Quindi per me il tema del diritto internazionale privato era un tema concreto. Io non avevo bisogno di andare a cercare quelle esemplificazioni che trovavo nei libri del diritto internazionale privato dei miei tempi ottocenteschi. Ipotizziamo la vaporiera che corre lungo la linea del confine e una scintilla va dall'altra parte e provoca un incendio. Ma guarda che basta molto di meno. Vieni a Udine, ti prendi il turista austriaco, fa un incidente alla Tisana e l'elemento di estranità ce l'hai tutto. È da questo punto che noi partiamo e quindi capisco adesso perché quando io gli parlavo dei casi concreti lui vedeva la realtà di questa evoluzione che esiste o è esistita nel diritto processuale, nel diritto internazionale privato, poi anche processuale, affrontiamo il tema. E quello che diceva prima il professor Carbone, che il professor Riccardo Luzzatto era molto attento all'evoluzione giurisprudenziale, cioè come è stato individuato, accertato e costruito il sistema, adesso mi fa capire perché potevo anche essere di una qualche utilità con i miei casi pratici. Perché io partendo da Udine all'epoca, innanzitutto mi sono reso conto di una carenza assoluta. Facendo l'avvocato, il diritto internazionale privato è un rapporto relativo al diritto materiale, però col diritto materiale facevo poco, io devo fare i processi, io devo convenire in Italia un estero residente o domiciliato, io dovevo esperire prove in altri paesi, io dovevo acquisire elementi dagli altri ordinamenti. Come facevo? E quella volta, quando io ho incominciato la professione, l'internazionale, il docente internazionale, aveva anche in astratto competenze processuali internazionali, ma non le esercitava, non gli interessava. Il processualista, statualista massimo, nazionalista, quello che succede fuori non mi interessa, io mi sono trovato nello spazio vuoto. E allora ho cominciato a crearmi spazi a dover studiare quei principi che loro enunciano, bravissimi, teorici, belli, e calarli sul concreto. E allora io nei fine anni 80 sono riuscito a istigare il pretore di Pontebba, che era il giudice più a nord-est d'Italia,
a delegare il suo corrispondente di Villacco per acquisire una consulenza tecnica sulla svalutazione di parliamo di cose volgarissime, incidente stradale di un'autovettura che ha avuto un incidente in Italia, però aveva il suo valore mercantile in Austria e i costi di riparazione di quel tipo. E allora abbiamo quel precedente storico, l'illuminato pretore di Montebba che fa l'avvocatura internazionale. Ma su questo noi siamo partiti e ci siamo resi conto della carenza proprio strutturale del processo e di elementi processuali. E abbiamo avuto in questo periodo di tempo in cui svolgevo questa attività, ricordo ancora ad esempio il turista tedesco che veniva con la sua imbarcazione nei nostri bei porti dell'Adriatico e la lasciava tutto l'anno. Si beccava confische per contrabbando doganale perché violava le convenzioni sui 6 mesi massimi di permanenza nel territorio, la Convenzione di Ginevra per le imbarcazioni e New York per le autovetture. Ne ho difesi tanti. E allora lì la scoperta all'epoca, anche quello un altro precedente che trovo e trovate negli anali di giurisprudenza, che ha proposto la Corte d'Appello di Trieste all'epoca, la incompatibilità del contrabbando doganale con la normativa europea, bandiera tedesca. Quando sono andato a proporlo trovando un giudice eccezionale, nominato di quelli pochi che mi consideravano a pari, mi stavano a sentire, ho detto la Corte rinvia perché ha bisogno di studiare un tema assolutamente nuovo. E dopo è uscito disapplicando e quindi assolvendomi in tedesco dal contrabbando e restituendomi l'imbarcazione. Quelli erano gli elementi che evidentemente i cultori di questa materia avevano bisogno come linfa per i loro studi e i loro sviluppi della materia. E allora con il professor Luzzatto, questo tratto signorile, di una gentilezza eccetera, io mi illudevo che fosse per me trattare con tutti, però aveva la pazienza di ascoltarmi, discutevamo, parlavamo di queste tematiche e mi ha anche così incentivato a proseguire quella produzione di cui parlava il professor Maresca, che ci ha portato a così sviluppare quello che è stata la novità fondamentale. 1995 parlava prima il professor Carbone, la riforma del diritto internazionale privato e processuale, prima volta che troviamo la parola, quella che apre a valori estranei, eccetera. E allora anche lì, nel mio piccolo di operatore del diritto, avvocato di confine, ho poi diventato transfrontaliere quando l'Austria è entrata in Unione Europea e poi la Slovenia si è staccata dalla Jugoslavia, siamo diventati transfrontalieri europei. Anche lì ricordo il tema dei danni punitivi. Sono stato il primo a portare in Cassazione, la prima Cassazione, la seconda, prima delle sezioni inutili e poi risolto il problema, sono casi che ho seguito da Udine, interessantissimi, su cui poi ci siamo confrontati, mi ricordo, con il professore. E allora questa considerazione alla pari che mi faceva il professore mi è rimasta veramente nel cuore, e questo ringraziamento che faccio ai familiari è veramente dovuto, lo sentivo, l'ho sempre sentito. Ho sentito poi l'affetto prima del professor Stamaria e mi sono commosso ulteriormente. Io penso che posso anche chiuderla qua, avrei preparato, forse avevo pensato a qualche cosa di più sistematico, ma penso che la spontaneità, la sincerità di questo stima e affetto che ho avuto per un grande personaggio del diritto, la grande signorilità e l'umanità che aveva, siano sufficienti per confortare la famiglia. Grazie a voi di essere venuti. Presidente De Paolo. Grazie. Sì, non faccio altro che accodarmi modestamente a quanto già illustrato, con una commozione che ho colto e che mi fa molto piacere, perché evidentemente lo strato umano persiste e colora quello che dovrebbe essere, che altre volte è soltanto una freddezza scientifica. Volevo solo dirvi poche parole, perché una delle molte cose che ho invidiato a Campais è quella di avere conosciuto meglio di me il professor Luzzatto. Io ho avuto dei contatti sporadici e me ne rammarico, però contatti personali sporadici,
non per quanto riguarda gli iscritti. E qui mi ricollego a quello che ha detto lui, perché se lui era un avvocato di confine, io ero un giudice di campagna. Cioè noi eravamo degli outsiders che improvvisamente abbiamo avuto una curiosità innocua, però abbastanza nevrotica, cioè proprio la curiosità accesa per tematiche di una complessità, non so, giuro che di una complessità, e trovo ancora, non so come abbiamo fatto, perché a noi mancavano le basi, cioè eravamo laureati in giurisprudenza, con una certa dimestichezza nei misteri del diritto, però ci mancava l'università. Quindi partire senza una base universitaria solida era, vi giuro, non dico un'espressione di incoscienza, però la rasentava perché pubblicavamo. Però se pubblicavamo come outsider confidavamo sulla benevolenza di chi ci leggeva. E se questa benevolenza ha raggiunto l'apice di cui mi aveva parlato Campei, sai che Luzzatto di cui mi aveva parlato Maresca, sai che vi apprezza chi noi, dice a noi. Veramente eravamo turbati da questa cosa, piacevolissimamente, quasi non ci credevamo, perché abbiamo avuto sempre un approccio estremamente umile, perché era veramente una materia, a parte il fatto, noi parliamo adesso di diritto internazionale. Cosa significa? Adesso diritto internazionale significa diritto internazionale pubblico, significa diritto internazionale privato, significa soprattutto diritto dell'Unione Europea. E questa trilogia, queste tre forze che dovevano in qualche modo mettersi a posto, razionalizzarsi, trovare una soluzione tranquillizzante, potevano anche spaventare. E in realtà o spaventavano o terrorizzavano oppure appagavano. E noi ci siamo messi a studiare tanto, e a studiare soprattutto partendo, come diceva Campes, dal basso, cioè avendo un approccio che da un lato teneva conto delle fattispecie concrete, ma dall'altro si alzava verso i vertici dei concetti astratti, o quantomeno dei concetti giuridici che potevano applicarsi a quelle fattispecie. Il più, noi eravamo capitati in un'epoca meravigliosa da un punto di vista tipo Ulisse che supera le colonne d'Ercole, perché stava cambiando tutto. Cioè ci siamo reso conto poi piano piano che c'è stata una rivoluzione copernicana, dalla concezione statalista, chiusa, totale, interessa l'ordinamento giuridico è solo il mio e di tutti gli altri non mi interesso, se non nei limiti che ritengo io graziosamente di concedere, eravamo passati a una qualcosa di non completamente diverso, perché quando nel 95, e qua faccio un cenno alla procedura civile, entra il discorso dell'automatismo, del riconoscimento delle decisioni straniere, in realtà era un po' una presa in giro, perché sono automatiche se, e di là si recupera un po' quello che era la chiusura, però è tutta un'altra cosa, perché la dichiarazione di principio era questo: siamo permeabili, il nostro ordinamento non è chiuso, siamo permeabili ai valori, poniamo soltanto due dighe, una all'inizio, perché per le norme di applicazione necessaria non si fa luogo ad alcun ingresso al meccanismo di diritto internazionale privato o processuale, e uno finale, vedere che non vi sia contrasto con l'ordine pubblico. Entro questi due paletti tutto il resto era aperto, ed era di un'apertura complicata ancora di più dall'intervento dell'UE, allora Comunità Europea, perché ancora adesso, se io chiedo a qualcuno non al bar ovviamente, ma a qualcuno che di diritto ne mastica, hai presente che tipo di gerarchia delle fonti c'è adesso? Il 117 primo comma è stata una specie di inchino che il nostro ordinamento ha fatto, perché il 117 in realtà è stato frutto in articulo mortis di un governo del 2006, mi pare, e che ha licenziato questa modifica della Costituzione. Una modifica che in realtà per loro interessava per l'elenco delle materie riservate alle regioni e tra l'altro, lo dico non c'entra niente, ma con una forma di chiusura stranissima, per cui tutto quello che non è previsto è regionale. Vabbè. Il primo comma è passato così. Invece il primo comma dice chiaramente che il nostro legislatore deve legiferare nel rispetto dei trattati internazionali e delle norme dell'Unione Europea. Il rispetto cosa vuol dire? È stato interpretato per quello che significa, perché una volta tanto le parole, in realtà le parole della nostra Costituzione, quantomeno all'inizio, erano chiarissime.
addirittura sciacquato i panni ad Arno, ha affidato addirittura a insigni letterati la decodificazione dal tecnicismo del giuridichese a un messaggio che potesse essere dai più compreso. E dico, e questo cosa ha portato? Che la verifica che il nostro ordinamento ha rinunciato a parte della sua sovranità. E questo va ben capito, va ben chiarito. Quando, come ultimamente succede, si ritiene che le norme sulla concorrenza europea non debbano essere seguite, si compie una violazione da un punto di vista internazionale perché contrasta col trattato e con tutti gli atti delle istituzioni europee che hanno regolamentato e disciplinato la materia, non tollerando che nemmeno successive norme interne possano derogarvi. Quindi quando il presidente Mattarella ha tirato le orecchie a questo governo, ma doveva tirarle praticamente a tutti i governi che finora si sono succeduti, e a questo punto arrivavamo alle orecchie d'asino di Lucignolo, ha fatto benissimo, ha richiamato quello che è la realtà. Guardate che una norma interna cede, c'è niente da fare, e cede in maniera talmente vistosa che anche una norma successiva interna, cioè non può derogare una norma precedente, perché c'è una rigida gerarchia delle fonti. E quando si parla di regolamento europeo, io dico, sapete cos'è un regolamento europeo? Lo chiedo in genere. Sarà qualcosa tipo condominio? No, il regolamento europeo ha una forza di legge potentissima. Scusatemi questa divagazione, ma questo solo per dirvi quanto complessa fosse la cosa e come dilettantisticamente, ma con grande serietà, c'è stato il nostro approccio. Quindi studiosi come il professor Luzzatto ci hanno confortato. Leggere a quel livello produzioni scientifiche così elevate, molto spesso, qualche volta abbiamo detto, beh, non avevamo capito, ma qualche volta avevamo detto, guarda, ci conforta, il professor Luzzatto dice le cose che dicevamo noi. E questo è stato non è avvenuto spessissimo, è inutile menarne vanto, però le volte che è avvenuto ci ha confortati, ha detto continuiamo, e quindi abbiamo continuato, come diceva Maurizio Maresca, scrivendo un libro alla volta, un libro all'anno, un libro ogni 2 anni, poi grazie a Dio l'età ci consente anche di moderare questi nostri bollenti spiriti scientifici. Che dire, sono onorato di essere qui, sono onorato di aver sentito di nuovo quanto il professor Luzzatto stimasse Campais e quindi vi ringrazio molto e sono vicino alla famiglia e sono molto contento di aver avuto anche l'occasione di ascoltare degli illustri docenti come quelli qui presenti. Grazie. Dunque, prima di lasciarci, per concludere, quando dicevi prima della legge del 95, il 218, la finta in realtà proprio uno invece dei punti che la legge 218 risolve parte proprio dall'analisi di Riccardo Luzzatto, stati giuridici e diritti assoluti, perché quella riforma lì, in materia di volontaria giurisdizione, riconosce senza bisogno attribuisce effetto se la legge applicabile è quella. Anche se i 2 articoli sono misteriosi. Sono misteriosi, però intanto lì il discorso stati giuridici e diritti assoluti di cui parlava prima il professor Santamaria porta poi lì a quel riconoscimento che in realtà... Posso aggiungere? Allora, Monaco si era messo in testa di riformare il diritto internazionale privato italiano. Noi non ne vedevamo nessuna esigenza perché, come diceva Sergio, interpretavamo in modo evolutivo e diverso le norme, quindi non ci sembrava nemmeno necessario. Ci telefona Giorgio Gaia, che cioè il primo allievo romano di Ago, ci telefona Giorgio Gaia, noi siamo tutti allievi milanesi di Ago, e ci dice: guardate che qui esce la legge, è un papocchio,
e quindi vorremmo incontrarvi e noi li riceviamo una congrega di operatori che avevano fatto la legge, dice d'accordo Lamberto Dini che interviene dicendo che se non eravamo d'accordo milanesi non veniva portata la legge in Parlamento. Allora ci troviamo nel rettorato e Riccardo con la sua grande capacità interviene a piè pari su questo discorso che raccontava lui, sull'articolo 25 che rovesciamo e costruiamo in modo completamente divertitevi con questa indicazione, andare a vedere il progetto di legge del diritto internazionale privato rispetto a quello che è venuto fuori. L'articolo 13 non c'era, quindi il discorso del rinvio al diritto straniero non c'era, il iura novit curia non c'era, la norma che riguarda la prevalenza degli accordi internazionali non c'era. Quindi noi, Riccardo in testa e noi combattendo con amici come Pocar e Mosconi, che invece erano entrati nella riforma adeguandosi ai desiderata romani, eravamo riusciti e siamo riusciti a portare al discorso attuale in cui è vero che c'è una nuova legge, ma che in sostanza ha una continuità precisa con l'interpretazione più recente di quella che erano state le disposizioni preliminari. Scusami se no, per carità. Ecco, un'ultima cosa, prima per chiarire bene, quando prima Arrigo parlava il vostro lavoro non ha detto schizofrenico, ma una parola simile. Questi due signori scrivevano nevrotico, ecco, perché nevrotico? Perché questi scrivono i loro libri in questo modo, che lui la domenica mattina va a sciare e scia tutta la mattina, parte verso l'una e mezza, va da lui e scrivono il libro. E scrivono il libro nel pomeriggio. Allora, giocavo a pallone, e lui giocava mattina. Se non è nevrotico questo, perché io glielo domandavo, ma come fate al mattino a sciare di domenica? Spero che gli altri giorni andavi in studio. Infatti ci siamo qualificati giuristi della domenica, non dilettanti allo sbaraglio, ma giuristi della domenica. Però il segreto era questo, dividere il giorno in 2 unità. E allora in 2 unità puoi fare 2 cose completamente diverse. E l'abbiamo fatto per anni. Poi... Non interpellate le nostre signore su cosa ne pensano o cosa hanno... Ed era più di un libro l'anno. Io non credo che fosse un libro all'anno, più. Nelle successive edizioni forse era anche più di un libro all'anno. Non devo dire, mi associo alle valutazioni di Riccardo, utilissimi e fatti molto bene. Grazie. E anche a Consolo che mi aveva fatto un'introduzione fatta molto bene. Direttore, possiamo chiudere i lavori? La parola al pubblico. La parola al pubblico. Scusate. Democrazia. Democrazia e quindi la parola al pubblico. Però deve prenderla. Una domanda rapidissima. Mi pare proprio lei ha iniziato dicendo che il diritto privato internazionale non esiste. Bella dichiarazione di tipo scettico. Poi abbiamo sentito alla fine che ci sono soltanto 2 dighe, però ci sono determinate gerarchie delle fonti, ci sono delle norme che poi vanno negli ordinamenti. La norma può essere italiana, ma a livello di ordinamento bisogna inchinarsi alla razionalità europea. C'è una ratio iuris, una naturalis ratio, mi spiego, c'è una razionalità del diritto e qualche cosa di naturale o no. Se non c'è qualche cosa di naturale, che cosa accomuna la dimensione etico-statale con quella di carattere internazionale? Domanda. Internazionale vuol dire internazioni, non fra stati. Ma è possibile qualche cosa di internazionale che sia universale senza la dimensione dello Stato? Anche perché abbiamo sentito che il problema si complica, in quanto quello che è teorico e astratto è bellissimo, ma poi si cade nel particolare, abbiamo sentito l'avvocato, il quale fa poi delle inconsciamente, penso, forse non l'ha detto, io lo chiedo,
delle differenze fra il rapporto dell'ordinamento italiano e quello slavo o quello austriaco. Ci sono delle differenze? Ci sono delle gerarchie? Ci sono delle gerarchie con quello slavo, con quello austriaco? Che affinità c'è sul piano culturale fra queste dimensioni di carattere internazionale? O forse dobbiamo scomodare una dimensione metafisica per stabilire queste relazioni? Perché se ci abbandoniamo solo all'internazionale o all'interstatale, probabilmente si arriva alla conclusione che questo diritto neanche esiste, perché il diritto esiste, ma sul piano delle applicazioni non ne parliamo proprio, altro che gerarchia delle fonti. Questa è la domanda. Esiste? Non esiste? C'è una gerarchia? Come va applicato alla dimensione di carattere concreta? Che gerarchia c'è su quello slavo con quello austriaco? Grazie. Ci sono altri interventi, per così abbiamo, se ci sono delle risposte, anche se è una domanda complessa. Io arrivo da, diciamo, non studiosa del diritto internazionale, sono una pubblicista, mi occupo di diritto pubblico, con il diritto internazionale ho avuto a che fare tangenzialmente, diciamo così. Mi interessava quello che lei diceva prima, il professor Carbone, a proposito del fatto che le norme del diritto internazionale privato non comporterebbero una nazionalizzazione del diritto straniero, che viceversa sarebbe applicabile all'interno dell'ordinamento alla stregua di un valore per permettere questa continuità nella disciplina dei rapporti giuridici che presentano elementi di estraneità con l'ordinamento considerato. Ragionando in termini giuspositivistici di teoria delle fonti, quindi il diritto straniero potrebbe essere considerato in questa prospettiva la stregua di una fonte di fatto, cioè la tesi che i costituzionalisti in origine applicavano anche al diritto europeo, cioè al diritto comunitario. Se sentiamo se ci sono degli altri interventi e poi dopo... Una domanda. Abbiamo avuto occasione di sentire delle esperienze in merito alla formulazione, alla ricalibrazione della legge 218, se avevo capito, no? E volevo chiedere, nella vostra esperienza, quanto la politica, le istanze politiche diventano di fatto fonti del diritto, perché spingono per introdurre questo o quell'istituto, oppure di togliere questo o quell'istituto, e quanto lo scienziato del diritto risente di queste spinte, di queste istanze. Posso rispondere alla seconda, lasciato a Sergio? C'era ancora una domanda, devo dire che ce la ricordiamo tutti. Diritto è diritto, quindi è una norma che entra nel nostro ordinamento giuridico come norma. Una norma che va interpretata, quindi da quella porta entrano anche i criteri di interpretazione. E se sì, come si fa a conoscere quali sono gli strumenti a disposizione degli operatori del diritto per questo tipo di attività? Non è un fatto oggetto di accertamento con una CPU, è una norma con il suo interpretata nell'ambito di un ordinamento giuridico. Quindi mi pare un problema. Capito? Funziona così. Bene. Sono cattivo. Se ci sono altre domande, se non ci sono domande, procediamo con le risposte. Un tentativo di risposta. Qui mi rimetto a Sergio e Alberto, se alla prima domanda, quella che riguardava cosa ne è del diritto internazionale. Ma che è anche collegata all'ultima domanda. Sì, c'è dubbio, esatto. Allora io credo che anche qua
ci può venire incontro il pensiero di Riccardo e che troviamo espresso anche in, scusatemi ma se mi autocito insieme a Riccardo, in quel lavoro che abbiamo fatto sui contratti internazionali, e cioè il cambio di prospettiva del diritto internazionale, che è sempre stato visto come ordinamento di rapporti tra stati oppure di ordinamento giuridico statale all'interno del quale vengono introdotti valori giuridici di altri ordinamenti o dell'ordinamento giuridico statale. Ma se invece ci poniamo dal punto di vista dell'utente, del privato, noi ci accorgiamo che un soggetto che ha dei rapporti caratterizzati da elementi di estraneità e che quindi non sono localizzabili tutti all'interno di un solo ordinamento, non potrà prescindere personalmente dalla valutazione degli effetti del suo rapporto senza tener conto di quello che dicono in merito ad esso gli altri ordinamenti. E pertanto dal punto di vista dell'utilizzatore della norma e del soggetto che è titolare del rapporto, titolare finale del rapporto, non potrà fare a meno di tener conto, se vuole che il suo rapporto sia effettivo e caratterizzato da uniformità di trattamento ovunque debba essere utilizzato, da quello che dispongono altri ordinamenti con i quali ha collegamenti. E quindi come tali essi vengono in considerazione, e vengono in considerazione proprio perché sono valori giuridici di quegli ordinamenti a entrare a far parte della valutazione complessiva del rapporto giuridico. In questo senso si valorizza la norma straniera, parificandola a quella nazionale e caratterizzandola come norma giuridica e non come fatto che si trasforma in norma grazie al meccanismo del diritto internazionale privato. Ecco, in questo senso io credo che Riccardo abbia dato un deciso contributo a far capire questa cosa e mi sembra che anche nell'ambito delle nostre esperienze genovesi universitarie la cosa sia stata sempre capita e apprezzata dagli studenti, che spesso sono quelli che capiscono prima di chiunque altro le cose che vanno nel verso giusto. Certo. Se posso condivido in pieno anche proprio pensando a Riccardo, se posso aggiungere un altro degli elementi importanti è che il diritto internazionale privato ha la funzione di risolvere i conflitti fra leggi. Quindi nella normalità di casi i conflitti non ci sono e quindi non serve all'interprete inventarsi i conflitti. Io ricordo, c'era divertito tantissimo l'esperienza discussa proprio con Riccardo, davanti a un giudice dello Stato di New York in un caso di appropriazione indebita di quadri di un importantissimo autore moderno, fatta dal direttore di una banca svizzera che aveva esportato una decina di quadri di altissimo valore e aveva messo su un negozio boutique a New York e li aveva messi in vendita.
E mi ricordo che abbiamo messo più tempo a trovare l'avvocato locale che si potesse occupare di art law e di questi problemi che non a risolvere il caso, perché il caso, una volta stabilito, l'avvocato trovato per fortuna, l'avvocato giusto, venne risolto in via computer, mettendo nella rivista delle opere d'arte rubate l'indicazione dei quadri il giorno stesso. Alle 3 del pomeriggio questa veniva la mattina di un certo giorno, alle 3 del pomeriggio veniva presentata l'istanza al giudice di sequestro dei quadri e alle 6 il giudice autorizzava il sequestro e rinviava l'udienza il giorno dopo. E un altro mondo. Al giorno dopo noi ci presentiamo all'udienza, io avevo fatto un expert witness, parere pro veritate, sulla la responsabilità del mandatario illegittima secondo il diritto svizzero, e mi ricordo che il giudice mi disse che aveva tanto piacere di conoscermi e mi diceva: ma secondo lei nel diritto dello Stato di New York un mandatario potrebbe approfittare del fatto di essere direttore di una banca locale, prendere i quadri e andarli a vendere in Svizzera? Io vedrei qualche complicazione. Quindi, se le posso dare un suggerimento, se lei ritira il suo parere, io decido oggi, mentre se lei lascia il parere io devo chiamare l'avversario, gli devo dare il termine per costituirsi, devo fargli fare anche a lui un expert e magari trova un matto che dice che ha ragione lui e io poi mi trovo vincolato e vi devo interrogare tutte e due per decidere chi ha ragione. Dice: guardi, ho capito benissimo, ritiro immediatamente. Il giorno dopo il signore veniva arrestato, i quadri venivano messi a disposizione dell'avente diritto e per farvi divertire, questo accadeva in 2 giorni, ci abbiamo messo più di 2 anni a convincere l'autorità svizzera che, essendo stati esportati dal ladro, potevano essere importati soltanto dal reale proprietario, mentre l'autorità svizzera diceva: non entrano in Svizzera se non con la firma di quello che li ha fatti uscire. Svizzera tedesca. Svizzera tedesca, ovviamente Basilea. Quindi attenzione, la teoria è bellissima, ma io sono d'accordo con loro, il concreto è molto più importante, molto più rilevante e dà un approccio immediato, reale. Non c'è dubbio che la norma straniera è norma straniera, non solo, ma è ordinamento straniero, quindi con tutti gli effetti che quella norma ha nel suo ordinamento. E allora questo pone i 2 ordinamenti insieme, in cooperazione, perché è solo così che arriviamo all'uniformità, se no non ci arriviamo. E noi questo discorso ne eravamo straconvinti, pur partendo dal maestro Ago, attraverso, ripeto, Ziccardi e in qualche parte Quadri, che pensate, se io chiedo a un giovane professore universitario della nostra materia se sa chi è Rolando Quadri, mi dice che non l'ha mai sentito nominare. Quindi ormai siamo nella pazzia, ma è chiaro che quelle norme che oggi sono così importanti e innovative, forse è il sistema più innovativo che ci sia, ma quelle norme erano le stesse che scritte da Ago, perché erano nel 40-42, erano state scritte da Ago. E scritte da Ago però erano interpretabili in modo completamente diverso, che nulla aveva a che fare con la qualificazione dei fatti della vita reale. E questo noi ne eravamo, e Riccardo in testa, cioè Riccardo è stato un capofila, ma devo dire che Ziccardi, che aveva grande stima di noi suoi allievi, aveva già costruito tutti gli strumenti per arrivare a questi risultati. Cioè nei suoi lavori c'è dappertutto. E noi abbiamo avuto la fortuna di avere questo maestro bravissimo che ci ha sempre stimolato e nello stesso tempo gestito. Noi per anni dovevamo studiare libri di teoria generale e andare a riferire.
E mi ricordo, prima di scrivere una riga era un'impresa, perché dovevi essere accettato fra quelli che lui riteneva che fossero in considerazione e in condizione di poter scrivere dicendo un qualche cosa con un rigidissimo metodo giuridico che potesse essere innovativo, perché se lo diceva che scrivi a fare. Se non è innovativo, che frega niente a nessuno, non serve. Rispondendo a una parte della sua domanda, che sul piano concreto, non c'è dubbio che la politica dia un grande fastidio alla formazione di una norma giuridica. Io mi ricordo quando, delegato da tutti quanti, discutevo con il relatore della 218, che era, ora mi sfugge il nome, ma era un deputato di Imperia. Discutendo con questo era un incubo, perché ogni volta cercava di cambiare le parole. Io dicevo, ma perché le deve cambiare se tutti noi siamo arrivati a un risultato che fa ritenere che quella formulazione sia la migliore? Perché dobbiamo crearci problemi? E anche nella vita professionale, quando mi è capitato di scrivere regolamenti ministeriali, qualche volta anche bozze di leggi, ho fatto sempre una grande fatica a capire cosa era venuto fuori di quello che avevo scritto io, perché il legalese è una cosa che non potete nemmeno immaginare, cioè da una frase che ha un soggetto, predicato e complemento e un oggetto ben preciso, si arriva a visto quello, cambiato quell'altro, visto quell'altro, e poi alla fine c'è due parole che non hanno niente a che vedere con quello che era il punto di partenza. Analizzando e leggendo tutto si scopre che quello era il significato che si voleva dire. Quindi non è facile la gestione politica, soprattutto di temi così complessi e così giuridici. Volevo aggiungere una Paoli, no? Volevo citare De Paoli. No, io citerò Campelli. No, ti cito una frase. Citerò L'uomo di cultura, per questo piaceva Damiani. Quando prima parlavano del giudice che deve applicare il diritto straniero, siccome lui è la componente letteraria e culturale degli nostri scritti, lui ha usato questa frase icastica: il giudice nazionale deve calarsi nell'ordinamento alieno in termini di quello ragionale. Poesia pura, lui. Allora io a questo punto mi taccerei un po'. No, praticamente era il portato finale di discorsi difficilissimi fatti a monte, che alla fine partorivano questo piccolo topolino dicendo, sottolineando una cosa delle norme di diritto internazionale privato, la loro strumentalità. Cioè noi, almeno noi, modestamente, ne vedevamo solamente praticamente l'effetto di dirottare quale norma e di quale ordinamento, in presenza di un elemento di estraneità, venisse chiamato a disciplinare la fattispecie. Noi questo ritenevamo. Una volta individuato l'ordinamento, se quell'elemento di estraneità conduceva fuori, si considerava la norma straniera da applicare come norma, ma non solo come norma nella sua letteralità e nella sua disciplina, ma come norma che era il portato di un ordinamento nei termini dei cui principi ragionare. E questo era il discorso che facevamo. Per quanto riguarda il discorso che non ho capito sulla gerarchia delle fonti nei confronti della Slovenia e dell'Austria, la gerarchia delle fonti che intendevamo è quella che riguarda la produzione delle istituzioni delle UE e non dei singoli Stati. I singoli Stati hanno il loro stato giuridico, ma non si pongono in contrapposizione. Ma anche il diritto internazionale privato non pone, come si ricordava, contrapposizioni. C'è un'unica cosa da notare. Siccome in pratica si valorizzano taluni elementi di estraneità e non talaltri, se un ordinamento valorizza soltanto qualcuno e non l'altro, allora si potrebbero avere non omogeneità. L'omogeneità vera la si ha quando si hanno regole di diritto internazionale privato uguali fra i vari Stati, perché altrimenti l'omogeneità vera non si raggiunge. Quanto poi alla tecnica legislativa, pietoso velo. Grazie. Bene, allora ci possiamo lasciare, giusto direttore? Possiamo lasciarci? Cioè, noi Ubi Maio, cioè noi, quindi grazie a tutti di essere qua e grazie specialmente a chi ha partecipato dedicando
il suo tempo in ricordo di un amico a celebrare questa occasione.